Rischio giallo, vaccini record. Veneto, limiti sforati per incidenza dei nuovi casi e per posti in rianimazione occupati. Declassamento da bianco a giallo più vicino. Mai così tanti vaccini, mai così tante inoculazioni. Il 1° dicembre 47.000 dosi, il 1° novembre erano state 2.000. Secondo campanello d'allarme su 3 in Veneto. Il declassamento dalla fascia bianca a gialla è sempre più vicino, anche se non immediato, salvo sorprese, succederà probabilmente la settimana di Natale. Il dato certo è che dopo quello dell'incidenza, ieri in Veneto è stato superato anche il tetto dei ricoveri nelle terapie intensive. Parallelamente in Veneto è record di vaccini, 2 dati emblematici. Il 1° novembre in Veneto sono state somministrate 2.443 dosi, di cui 288 prime dosi e 1.292 booster, la terza dose. Il 1° dicembre si è arrivati a 47.395 dosi, di cui 42.000 booster, ma anche 2.700 prime dosi, quindi va avanti un po' lentamente, a dire il vero, la vaccinazione anche di chi non è mai stato vaccinato, di chi non ha fatto neanche una dose. In provincia di Belluno si hanno buoni risultati in questo senso. L'ULSS ha cominciato a uscire, a portare la vaccinazione nei luoghi in periferia, non solo nei luoghi tradizionali dove è stata fatta finora, senza bisogno di prenotazione. Si va e ci si vaccina per la prima volta oppure per la terza. E questo fa sì che aumenti il numero delle persone vaccinate sul totale della popolazione. Bene, buongiorno, abbiamo cominciato così la rassegna di venerdì 3 dicembre, la rassegna di Radio Piave in blu. Luigi Guglielmi dà il buongiorno agli amici di Radio Piave, prima di tutto, ma anche a tutti i nostri amici che ci seguono sui social, Facebook, YouTube e Instagram. Allora, dopo questa notizia che vi ho letto dalla prima pagina del Gazzettino, prima pagina nazionale, che è accompagnata tra l'altro da un'altra notizia che in qualche modo ci interessa come Belluno, perché sempre in prima sul Gazzettino c'è la foto di Piazza San Marco, ma il titolo è questo: da San Marco a Cortina mascherina obbligatoria. A Venezia, nelle aree più affollate, è stato istituito l'obbligo di mascherina, e lo stesso vale anche a Cortina, dove la situazione è un po' particolare perché c'è la Fashion Week, la settimana del fashion, della moda, del glamour, dello stile, va bene? Allora, dicevamo questo, il titolone, rischio giallo, vaccini record, della prima del Gazzettino, ma volevo farvi vedere all'interno del Corriere delle Alpi, pagina 2, l'altra notizia importante, molto importante, perché determinerà sicuramente delle scelte nelle famiglie e determinerà un'altra svolta nella lotta al Covid. Figliuolo, il generale accelera, dal 16 dicembre vaccino ai bimbi. È in arrivo una prima fornitura da 1,5 milioni di dosi. Le regioni allestiranno mini hub per le somministrazioni. L'obiettivo minimo è coprire almeno la metà degli interessati, cioè dei bambini, dicevamo, tra i 5 e i 12 anni, quelli che erano 5-11, perché 12-19 era l'altra fascia, insomma quelli che finora non avevano avuto il vaccino. Poi resterebbero fuori solo i bambini dall'1 ai 4 anni, per cui comunque si sta lavorando. Questo perché si è visto che ormai Palù, il presidente dell'AIFA, l'ha definita ormai una malattia pediatrica il Covid, perché in qualche misura comunque colpisce anche i bambini ed è un problema anche per loro. Allora, il titolone successivo, pagina 3, Reale, il responsabile delle emergenze, il medico del Bambino Gesù, dell'ospedale Bambino Gesù, l'ospedale pediatrico: i farmaci sono sicuri, fermeranno gli arrivi in pediatria. Quindi un appello, ecco. La situazione, dice il Corriere delle Alpi, prima stavamo leggendo dal Gazzettino: Alto Adige, Friuli e Veneto verso il cambio di colore, e questo insomma è una cosa che possiamo anche un po' aspettarci, ve lo dicevamo già anche dall'amico del popolo, perché i numeri insomma che abbiamo in mano noi, elaborati dai dati ufficiali, sui dati ufficiali della regione, ci dicono che il Veneto è fuori. Quello che rischia il Friuli Venezia Giulia, dice questo paragrafo, è che in giallo lo è già, il Friuli è già in giallo da lunedì, ma a tassi di occupazione dei letti in salita rischia l'arancio.
rischia l'arancione, mentre l'Alto Adige e il Veneto rischiano di passare dal bianco al giallo. Va bene, di questo abbiamo detto. Volevo farvi vedere questo però prima, parlando dei bambini, la campagna vaccinale per i bambini ha raggiunto l'accordo con i pediatri per quanto riguarda la regione, per sapere un po' cosa succederà nelle prossime settimane. Dal 16, dicevamo, si può vaccinare anche i bambini sopra i 5 anni. Così li si mette al riparo dalla possibilità di ammalarsi, perché succede, e così si mettono al riparo anche le famiglie dal fatto che i bambini possono portare a casa da scuola il virus e poi contagiare magari gli anziani, quelli già vaccinati, che però possono prendersi lo stesso il virus e possono prenderlo anche in maniera pesante se hanno altre patologie o se sono molto anziani. Quindi in questo modo si metterebbe un altro argine alla diffusione della pandemia. All'interno della cornice nazionale anche i pediatri veneti scendono in campo per la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, incassato il via libera dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. No? Ieri i rappresentanti veneti della categoria, cioè dei pediatri, hanno incontrato l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin, raggiungendo l'accordo per il loro coinvolgimento nella campagna di profilassi. Dovremmo iniziare il 23 dicembre. Ma se i vaccini arriveranno prima siamo pronti ad anticipare, fa sapere Franco Pisetta, presidente regionale della FIMP, la Federazione dei Pediatri. I primi vaccini dovrebbero arrivare in Italia già il 16 dicembre, appunto l'ha detto Figliuolo, il generale, no? Però poi quando nelle regioni? Ecco, pare che nel Veneto le vaccinazioni saranno possibili dal 23, pare. L'accordo che abbiamo raggiunto ha la stessa importanza di quello che avevamo sottoscritto per la vaccinazione degli adolescenti con più di 12 anni. La modalità per la somministrazione è duplice: linee pediatriche all'interno degli hub, dove si fanno i vaccini normali, con prenotazioni nel portale della regione, oppure nei nostri ambulatori, cioè negli ambulatori dei pediatri, con prenotazioni direttamente al pediatra. Saranno le direzioni delle singole ULS, insieme ai relativi dipartimenti di prevenzione, a decidere che modalità preferire, se l'hub, se gli ambulatori o più presumibilmente entrambi. Ecco, noi lasciamo qui questo articolo, ma era per darvi un po' l'indicazione generale, no? di come ci si muoverà. Intanto c'è stato il bollettino di ieri, altra giornata nera in Veneto, 6 decessi, altri 6 morti ieri in 24 ore e crescono i ricoveri. Purtroppo questo lo vediamo anche anche in provincia di Belluno. Purtroppo gli ospedali stanno affrontando la nuova ondata. Volevo, tornando indietro a pagina 4, leggervi qualcosa di questa notizia che un po' farà arrabbiare i Novax, ma bisogna rendersi conto che ci sono delle priorità, diciamo così, cioè l'offensiva della regione, titola il Corriere, contro i Novax, niente tamponi per avere il Green Pass. L'assessora Lanzarin, che è l'assessora alla sanità, dobbiamo ragionare in termini di priorità, basta test gratuiti anche per le visite alle RSA. Allora, leggiamo l'inizio dell'articolo che ci spiega tutto. Nel Veneto, dice Enrico Ferro, ridotto a una polveriera sociale dalla pandemia, la regione passa al contrattacco con una serie di misure che restringono il campo d'azione dei Novax, di quelli che non vogliono il vaccino. L'azione più dirompente della regione è l'aver assegnato la priorità nei centri tampone. Prima si fanno i tamponi, sentite, ai sintomatici, cioè a quelli che hanno sintomi. Chi arriva al centro tamponi con la tosse, con i sintomi sospetti, viene fatto passare avanti. Viene fatto passare avanti anche chi va a farsi il tampone perché contatto di un positivo. E viene lasciato passare avanti chi lavora, chi opera, chi è studente, chi opera nel mondo della scuola. Va da sé che restano esclusi, cioè restano per ultimi, coloro che dovrebbero procurarsi il Green Pass a tempo, cioè quelli che vanno a fare il tampone non perché stanno male, non perché sono contatti di positivo, non perché lavorano nella scuola, ma solo perché hanno bisogno del Green Pass, quello base, che sono poi coloro che rifiutano il vaccino. Ecco, questo è un dato abbastanza importante, no? Che ci lascia capire, insomma, come la regione a un certo punto dica: boh, io ho poco tempo, poco personale, tantissima coda che va a fare i vaccini, ultimi quelli che lo fanno per ottenere il Green Pass, prima chi ha bisogno. E insomma, queste sono scelte che non mancheranno di far discutere, perché figuriamoci se i Novax in coda
si lasceranno passare avanti volentieri dagli altri, no? Dalle persone che hanno altre esigenze. Però ricordiamoci che tra queste persone ci sono anche persone che probabilmente stanno male, mi sembra che sia una cosa anche di buon senso. La prima del Gazzettino, non vi ho fatto vedere la prima del Corriere delle Alpi, allora la mostriamo un attimo. Cortina fashion look con mascherina all'aperto, dicevamo già prima, in arrivo 40.000 turisti per l'evento della settimana dell'Immacolata che apre di fatto la stagione invernale. La foto centrale del Corriere delle Alpi è dedicata ad Agordo, all'inaugurazione che c'è stata del pronto soccorso voluto dai sindaci e diciamo noi anche pagato dai sindaci, santo cielo. Il nuovo pronto soccorso di Agordo ha iniziato ad accogliere personale e pazienti con il trasferimento dalla vecchia sede che da gennaio sarà ristrutturata. Nella mattinata i nuovi locali erano stati visitati dai vertici dell'ULSS, dagli amministratori del territorio, numerosi sindaci presenti, e dai consiglieri regionali Puppato e Cestaro. L'opera è stata per gran parte finanziata dai sindaci del territorio che hanno destinato alla sanità i fondi di confine e qui, come sappiamo, è doverosa l'osservazione che i fondi di confine, insomma, messi per la sanità, la regione in realtà dovrebbe occuparsi lei della sanità, no? Vabbè, comunque, insomma, lasciamo perdere, non facciamo, non alimentiamo da qui sentimenti così, insomma, di perplessità che però, insomma, ci stanno e non ne discutiamo qui. Le nuove regole, l'avevamo già dette, Novax sugli sci, scusate lo scioglilingua, possono andare a sciare i Novax, però devono avere il tampone. Quindi basta il Green Pass base, questo in zona bianca o gialla, se si dovesse andare all'arancio non sarà più così. L'Imana Eptacostan cresce e assume, sono aperte le porte ai nuovi lavoratori di tutte le età. Cerchiamo sempre persone che abbiano passione e voglia di lavorare, è il messaggio di Eptacostan. Questo lo desidero sottolinearlo anche pensando agli amici che ho che hanno perso il lavoro e che avrebbero bisogno di fare ancora qualche anno di lavoro prima della pensione, persone anche che conosco che hanno voglia di lavorare, che sono piene di entusiasmo. Ci sono queste opportunità. Qui a Limana Eptacostan assume gente di tutte le età. Facciamoci avanti, approfittiamo di queste aperture che dal nostro territorio arrivano e che sono preziose. Alla Venezia la sala slot fa causa al comune per 1,7 milioni, pensate un po', la forza di un bacio che si ricorda nel titolo basso, si ricorda il 1991 quando l'immunologo Fernando Aiuti, per mostrare che l'AIDS non si trasmetteva con un bacio, baciò una malata, una sieropositiva. Allora, Figliuolo, dicevamo, via libera il 16 dicembre con i vaccini, ma abbiamo letto che nel Veneto probabilmente arriveranno il 23, c'è l'accordo con i pediatri e l'ULSS 1, dicevamo, record di vaccinazioni, ben 2788 in un solo giorno, tantissimo, però aumentano i ricoveri, 14 a Belluno, 4 in terapia intensiva e 3 a Feltre. Ecco, questi erano i titoli sulla prima del Corriere delle Alpi. Il Gazzettino invece, ecco ve l'ho mostrato prima per un secondo, adesso ci stiamo tornando, apre con la Fashion Week come il Corriere delle Alpi e dice che c'è l'obbligo di mascherina però, che era quello che era anche in prima pagina sul Gazzettino stesso, no? Altri titoli in alto, una montagna di libri torna, sempre Cortina, con 30 incontri distribuiti su 4 mesi, poi il calcio, Serie D, doppio rinforzo per i Blancos, sarebbe la Dolomiti Bellunesi, siamo pronti al salto di qualità, Limana, Epta cresce ma fa i conti con la carenza di personale e qui il titolo è diverso rispetto a quello che abbiamo letto prima di là perché di là si punta sul fatto che questa carenza di personale può essere coperta anche da persone di una certa età, avanti con gli anni. Benissimo, allora dicevamo obbligo di mascherina in centro per il Fashion Week ma non leggiamo oltre, vaccinazioni, immunizzazioni dei bambini, i pediatri sono in campo, l'ULSS Dolomiti è già al lavoro per l'avvio della campagna vaccinale per i bambini con età compresa tra i 5 e i 12 anni, coinvolgeremo i pediatri, confida il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti. Come abbiamo già detto dal Corriere delle Alpi, è stato inaugurato il nuovo pronto soccorso di Agordo, altri lavori sono in corso, ieri è venuta l'inaugurazione, taglio del nastro per la prima ala del reparto, il costo totale, come dicevamo appunto, sono 3 milioni, però leggete l'ultima frasetta qui con me, per l'opera verranno investiti 3 milioni e 92 mila euro, 3 milioni,
di cui 2 milioni e mezzo messi con i fondi di confine, cioè 2 milioni e mezzo su 3 ce li mettono i comuni e non la regione. Cortina d'Ampezzo, un'ambulanza per ricordare il dottor Rosati, voglia di sci, la foto riguarda questo, da domani si riparte con una fotografia dagli impianti di Colgallina, se non vedo male, quindi Cortina Falzarego. Feltre, la nuova illuminazione sul percorso della Sentinella. Belluno, addio a Pinna, il custode del centro Papa Luciani. Questo vi leggo il lancio perché merita, perché si tratta di una storia importante, quella di quest'uomo che a 56 anni per malattia purtroppo se n'è andato. Si è spento a soli 56 anni Severino Pinna. Negli ultimi anni aveva dedicato il suo tempo e le sue energie al centro Papa Luciani di Colcomano, Santa Giustina. Era ricoverato dallo scorso 19 novembre all'ospedale di Feltre a causa di una malattia scoperta di recente e per cui era stato operato pochi giorni fa. Purtroppo una serie di complicanze insorte in seguito ne hanno causato la morte. Con la diocesi nostra, con la diocesi di Belluno Feltre, era stato al lavoro nella missione di Gaia in Niger. Praticamente quest'uomo di Cagliari lavorava a Borca di Cadore. A Borca di Cadore ha conosciuto Don Virginio De Martin, che aveva un'esperienza in missione, e Don Virginio gli ha proposto di andare in Niger. In Niger c'è stato 6 anni, collaborando lì con la diocesi di Belluno Feltre, con la missione della diocesi di Belluno Feltre, per la quale lui in prima persona ha contribuito a realizzare delle strutture che adesso la nostra diocesi ha abbandonato, lasciandole in gestione ai locali. Quindi ha in qualche modo fatto anche promozione umana, oltre che così testimoniato la nostra fede, insomma, no? E quando si è finita quell'esperienza, dopo 6 anni appunto in Africa, per conto della diocesi, è rientrato in Italia e invece che magari tornarsene a Cagliari o altrove è venuto a Belluno, a Colcomano, a fare da custode del centro Papa Luciani. E lo ha fatto per 6 anni, credo, forse meno, e adesso questa malattia purtroppo l'ha portato via. Provate a immaginare quale costernazione lasci una perdita di questo genere proprio giù al centro Papa Luciani. Allora, ultimi 2 titoli che vi leggo dalla prima del Gazzettino. A Natale, tradizione rispettata grazie a Coldiretti, e stiamo parlando di Belluno, dei mercatini che ci saranno nel centro città. Ospitale di Cadore, tecnologia d'avanguardia in Alemagna, Smart Road attivato per l'Immacolata. Ieri sul sito dell'Amico del Popolo, sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo, su questa notizia si sono scatenate le ironie e il sarcasmo più feroce e anche spesso ingiusto e anche spesso disinformato. Parte con il grande afflusso turistico del Ponte dell'Immacolata il sistema Smart Road, al quale è affidato il compito non solo di regolare l'affluenza nelle gallerie, ma anche di rilevare in tempo reale le criticità del traffico. L'ANAS lo avvierà in fase sperimentale, sarà un aiuto contro i disagi alla circolazione. Amici di Radio Piave in Blu e dell'Amico del Popolo su Facebook e su YouTube e su Instagram, Luigi Guglielmi vi saluta e si ferma qui. Se ci scrivete i saluti su Facebook, come sapete, già ne vedo, come sapete vi risponderò sempre volentieri. A tutti, visto che domani non tocca a me fare la rassegna, a tutti un buon fine settimana e noi ci risentiamo martedì prossimo. Ciao a tutti, buona giornata.